Buongiorno cari amici del canale del Marietto Veneziano e benvenuti anche oggi alla nuova pillola del vostro Marietto. Bene, vediamo oggi come introdurre questo nuovo quadrante radiostesico che parlerà della lettera dell'alfabeto ebraico Aleph. E per fare questo abbiamo preso un bellissimo volume di introduzione a Kabbalah del maestro Nadav Adar Crivelli, edito della Psiche 2. Questo libro non dovrebbe mai mancare nella biblioteca del vero esoterista e ricercatore di verità. È un libro di 408 pagine in cui spiega la base della Kabbalah in modo molto elementare. Ma noi perché abbiamo preso questo libro, che è fantastico, lo ripeto? Perché a pagina 88 il maestro Nadav Adar Crivelli parla della lettera Aleph e leggerò solamente 2 righe. La lettera Aleph è la soglia tra il manifesto e l'inconoscibile, tra il segreto e il rivelato, tra il potenziale e l'attuale. Ecco, in questo libro Crivelli descrive l'Aleph in ben 4 pagine, in modo esaustivo e in modo anche semplice alla portata di tutti. Quindi adesso per chi vuole approfondire la lettera Aleph e il suo potenziale e le sue qualità non potrebbe fare altro che poterlo acquistare. Lo ripeto, il libro è edito dalla Psiche 2 e il titolo è Introduzione alla Kabbalah. Detto questo, andiamo avanti con la nostra micropillola. Bene. Oggi vedremo come utilizzare il quadrante radiostesico Aleph in 2 modi, anche in modo radionico, come il circuito radionico. E prima di tutto facciamo un esempio molto semplice. Ipotizziamo che noi vogliamo imprimere, ad esempio in un braccialetto di rame come questo, le qualità e le caratteristiche di questa lettera. Allora noi prendiamo il nostro testimone, lo posizioniamo in centro e questo chiaramente è solo un esempio didattico. Prendiamo il nostro pendolino che ormai voi conoscete e con il quadrante radiostesico per la valutazione vediamo e chiediamo al pendolino se possiamo usare questo oggetto come per poterlo imprimere, cioè valorizzare tramite questo quadrante. Quindi prendiamo il pendolino e facciamo la domanda se funziona questa operazione. Il pendolino vediamo che dice di sì e quindi siamo sicuri che l'operazione andrà a buon fine. Bene, detto questo andiamo avanti con la nostra operazione. Togliamo il braccialetto e prendiamo un altro quadrante radiostesico che è per la valutazione. Adesso noi valuteremo come andrà a finire il nostro trattamento sul braccialetto. Prendiamo sempre il nostro braccialetto di rame, lo posizioniamo vicino al cerchietto, prendiamo il nostro pendolino e chiediamo come andrà questo trattamento. E vediamo che il pendolino va verso molto favorevole, quindi siamo sicuri che va bene sia l'operazione che sarà un'operazione molto favorevole. Bene, ci fermiamo, spostiamo il pendolino. Adesso poi però vogliamo vedere anche un'altra cosa, vogliamo sapere quanto tempo dovrà durare questa operazione, quindi togliamo il nostro testimone, spostiamo e voilà il nostro quadrante radiostesico per valutare l'orario, quanto tempo deve restare il testimone nel nuovo quadrante radiostesico Aleph. Quindi prendiamo il nostro pendolino e chiediamo quanto tempo deve rimanere. Chiaramente potreste anche mettere il braccialetto per essere più sicuro e vediamo che ci dice 4 ore, tra le 4 e le 5 ore. Bene, a questo punto
noi sappiamo che il nostro braccialetto avrà un buon lavoro e dovrà rimanere nel quadrante radiostesico Aleph almeno 4-5 ore. Quindi spostiamo. Vi ricordo che questi quadranti li potete trovare gratuitamente, scaricabili gratuitamente sia nel gruppo di Facebook di Hildegarda e Marietto Veneziano, sia nel sito ilcapitano.altervista.org e sono scaricabili gratuitamente. Sono già stati scaricati più di 125.000 PDF, di cui ogni PDF ha circa 10 circuiti radionici, quindi più o meno sono stati scaricati 1.250.000 circuiti o quadranti radiostesici. Bene, a questo punto, voilà, sveliamo il quadrante radiostesico e anche il circuito radionico, perché vedremo le due funzionalità di questo oggetto. Bene, la prima cosa che voi dovete vedere è che qui c'è un cerchietto Coulomb e questo serve per fare in modo che il nostro quadrante radiostesico non abbia bisogno del nord e quindi si può posizionare in ogni direzione. Vediamo anche che c'è un contorno. Questo contorno è collegato a un disimpregnatore, quindi il quadrante sarà sempre pulito da energie congeste. E vediamo come è fatto. Abbiamo il carattere Aleph nel centro, 3 decagoni e un cerchio. Quindi tutto ciò che verrà messo qui come testimone verrà in un certo senso aggregato, valorizzato tramite queste energie di forma, onde di forma. Bene, prendiamo il nostro braccialetto di rame, lo posizioniamo in centro, prendiamo il nostro pendolino e in modo destroso, orario, facciamo almeno 21 giri. L'ideale sarebbe fin quando il pendolino non si ferma. Quando il pendolino si fermerà o abbiamo fatto 21 giri, cosa succede? Succede che noi fermiamo il pendolino in questo momento perché è un esercizio solamente dimostrativo per la pillola. Posizioniamo il nostro oggetto in un posto sicuro che non venga disturbato, va bene anche dentro un cassetto, sopra un armadio o lo lasciamo su un tavolo per almeno 5 ore. Dopodiché possiamo prendere il nostro braccialetto e poterlo usare e il braccialetto sarà già impregnato delle frequenze e vibrazioni della lettera Aleph. Bene cari amici, adesso però vi ho parlato che si può trasformare questo quadrante radiostesico anche in un circuito radionico. E come si fa? Togliamo il nostro braccialetto che ci è servito come testimone d'esempio e facciamo un esempio molto semplice. Ipotizziamo che noi vogliamo mandare queste energie a un nostro parente o un soggetto, un testimone che noi non possiamo raggiungere o non abbiamo un oggetto suo per cui possiamo impregnarlo. Allora cosa facciamo? Prendiamo il più grande emettitore che vi ho già spiegato qual è e che è la nostra conchiglia. È il più grande emettitore potente che il creatore potesse donarci. Nella sua apertura inseriamo un foglio col nome e cognome che, lo ripeto, in ogni caso sarà valorizzato dai 3 decagoni. Quindi lo inseriamo, lo posizioniamo in centro, prendiamo il pendolino e lo aggreghiamo. Chiaramente questo lavoro però dobbiamo farlo sempre chiedendo prima tramite il quadrante di risposta sì o no e poi dobbiamo vedere anche se il lavoro effettivamente avrà un valore, cioè dobbiamo usare anche il quadrante per richiedere se la valutazione del lavoro se andrà bene per questa persona. Adesso fermo il pendolino perché questo qui è solo un esempio didattico. Quindi a questo punto possiamo lasciare tranquillamente questo progetto, questo lavoro sopra un posto sicuro che potrebbe essere sopra un armadio, dentro un cassetto, anche perché i circuiti e quadranti radiostesici, circuiti radionici, scusate, lavorano con le onde di forma, quindi non hanno bisogno di luce solare, hanno solamente bisogno della luce eterica
che non ha bisogno della luce solare, appunto. Quindi, cari amici, abbiamo visto in questa micropillola come poter usare questo quadrante radiostetico o circuito radionico in due modi. Dove lo si può trovare? Ve lo ripeto, nei gruppi di Facebook del Marietto Veneziano di Hildegarda o sul sito ilcapitano.altervista.org, chiaramente scaricabili gratuitamente. Nell'eventualità non vi siete ancora iscritti sia al canale youtuber di Hildegarda o al canale di Marietto Veneziano, sarebbe bello se vi poteste iscrivere. Detto questo, cari amici, vi saluto e vi auguro una buona giornata.